con Valerio Nori e Francesco Nori della stazione di Vicenza, che andranno ad arbitrare questa seconda finale di giornata. Nella prima la vittoria del Promo, questa invece è la coppa che si assegna per la vincente della delegazione del girone di Serie D, seguito da Venezia. Il 21 marzo si celebra la giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale. La Lega Nazionale Dilettanti e Treccani si uniscono per lanciare un messaggio forte contro ogni forma di discriminazione. Prima del fischio d'inizio i capitani delle squadre si scambieranno i gagliardetti speciali con parole che promuovono inclusione e rispetto, perché le parole contano dentro e fuori del campo. Applauso. L'applauso spontaneo del sempre numeroso pubblico della Belbote Arena. Stefano Testoni che vi racconta anche questa sfida con le immagini di Futsal Veneto TV. Ci sono i due capitani da una parte per il Martellago, c'è con il numero 8 Nicolò Bartolo, 6 gol per lui, dall'altra parte c'è il capitano, giocatore allenatore Francesco Ceccarello con la maglia numero 5. Il 5 intanto che si danno i giocatori in campo, che tra poco andranno a sfidarsi per la Coppa di Venezia, della delegazione di Venezia. Chi vince approderà anche alla Final Four che metterà in palio, perché il futuro qui è d'obbligo, la Coppa Veneto di Serie D. È già sicuro di un posto in quella Final Four il Promo, che nella prima semifinale ha battuto per 3-2 la capolista del girone B, il Romano. Partita comunque che non ha mancato di regalare emozioni, e speriamo che anche questi 60 minuti possano regalare spettacolo. Parola d'ordine nel mondo del pallone a rimbalzo controllato. Foto di rito intanto con le squadre schierate in campo. Alla destra vedete il Martellago, che è la squadra che comanda il girone C veneziano con 45 punti, frutto delle 15 vittorie, nessun pareggio, 2 sole sconfitte. Da adesso invece c'è a sinistra con la maglia granata lo Sporting Borgoricco, che va a prendersi la foto di rito. Borgoricco che è terzo con 10 punti di distacco dalla capolista Martellago, 35 punti già messi in cascina, 11 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. 60 minuti senza soste, senza fermate. In caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore, che verranno battuti nella porta alla destra rispetto alla postazione di cui vi stiamo raccontando questa giornata di finali. Sarà il Martellago, primatista, l'abbiamo già ricordato nel girone C veneziano, a battere il primo calcio d'avvio. Una maglia argento-nera per la squadra di Martellago. Aspettiamo il fischio del signor Valerio Nori, che in questo momento allora si può partire con i primi 30 minuti di questa sfida, con il Martellago che parte da dietro, pallone all'indirizzo di Marinello. Nascin Ben fermato, l'ultimo a toccare però un giocatore in maglia granata, Borgoricco, che è maglia granata con striscia trasversale azzurra. Era Gianluca Tommasi l'ultimo ad aver toccato il pallone. Allora Nascin Ben può far ripartire l'azione di suoi. Un Martellago, tre giocatori nella propria metà campo, palla avanti ora per Mattia Marinello, uno dei più attivi in campionato con 13 gol. Ora è Furlaneto che cerca di andare sul fondo, e lui è l'ultimo a toccare il pallone. Il miglior marcatore però della squadra di mister De Santis è Alessio Salviato, che ha già segnato 21 gol in stagione. Due squadre che arrivano dopo aver battuto nelle rispettive semifinali di girone. Il Martellago ha vinto 4-1 sullo Sporting Musile, invece goleada per lo Sporting Borgoricco, che ha superato per 9-3 il Patavinae Irundines in quella che è stata l'ultima sfida giocata prima di questa sfida diretta che mette in palio la Coppa della delegazione di Venezia. Qui intanto il capitano Ceccarello, il pallone è uscito, però fischia il signor Francesco Nori, doppio Nori
in pre-gara ho chiesto al più esperto e conosciuto Valerio Nori se erano fratelli parenti, mi ha detto di no, omonimia per i due fischietti della sezione di Vicenza. Palla intanto in mezzo per Nascim Ben, c'è una spintarella, era uscito dai propri pali il numero 12 Filippo Pengo. Intanto rivediamo l'azione, no, non c'è stata alcuna spinta, c'è stato un contrasto ma senza assolutamente nessun fallo. Infatti tanto dall'altra parte Tommasi non riesce a tenere in campo il pallone, dunque potrà ripartire senza alcun problema la formazione del Martellago con Nascim Ben che prolunga avanti per Marinello, si gira Marinello, c'è la deviazione provvidenziale di Tommasi in fallo laterale, dunque resta in fase d'attacco la squadra di mister De Santis. Palla per Nascim Ben che scaraventa il pallone sulla coppia formata da Ceccarello e Gheorghita. Gheorghita con 16 gol è il miglior marcatore dello Sporting Borgoricco. Corner per il Martellago, palla dietro per il tiro in corsa di Marco Furlanetto, ancora una deviazione. Partita che è iniziata con il Martellago che ha chiuso nella propria metà campo la formazione del Borgoricco. Qui Nascim Ben litiga con il pallone, palla che era anche uscita. 5 sportivo tra i due giocatori che si erano toccati, nella fattispecie Nascim Ben per il Martellago e Gheorghita sponda Borgoricco. Intanto è già ripartito il gioco con il capitano e allenatore Francesco Ceccarello che è chiamato in causa Daniele Trovo, ma sul fondo il numero 14 che scarica il primo tiro, controlla l'uscita Natale Bartolo che difende i pali del Martellago con la maglia fucsia e fa ripartire subito il gioco. 4 minuti sul cronometro, sempre ancorato sullo 0-0 di partenza il risultato di questa finale veneziana. Intanto contrasto appena arriva tra le mani dell'altro numero 12 Filippo Pengo. Attenzione a Nascim Ben che recupera il pallone, poi Pengo in due tempi, super fisico per il 12 che rilancia con troppa veemenza, però un pallone che Gheorghita non riesce a mantenere in campo. Intanto il primo cambio entra con la maglia numero 8 il capitano del Martellago Nicolò Bartolo al posto di Nascim Ben. 6 gol per Bartolo in campionato fin qui. Qui intanto l'anticipo esce bene con il numero 6 Tommasi fermato, una scivolata provvidenziale da Bartolo, il contropiede che non va a buon fine perché il pallone per Marinello, indirizzato verso Marinello, è troppo profondo, si perde in fallo laterale. Squadre che iniziano già il match apprendosi e non poco, dando così spazio a possibili contropiedi fulmini. È andata bene questa volta per il Borgoricco, quindi recupera ancora Marinello lo scambio con il numero 3 Furlanetto. Marinello, la palla in mezzo, tutto regolare, Marinello recupera ancora il pallone, Bartolo, il primo fallo fischiato per un intervento scomposto, chiede scusa e ammette Gianluca Tommasi, lo rivediamo anche nel replay, di aver commesso il fallo. Era in ritardo il giocatore numero 6 con la maglia granata, tanto è entrato con il numero 11 Lorenzo Cavaglia per battere questa punizione. Eccoci qua inquadrato con la regia di Andrea Di Giambattista. Tobadio invece le riprese, Roploz sempre in prima linea al fianco di Futsal Veneto TV, un binomio importante qui a Belbotti Arena. Intanto Cavaglia, la rincorsa, il destro, il tiro, non si fa sorprendere però Pengo, ancora Martellago in possesso. Si riparte da dietro con Natale Bartolo, qui un missile non domesticato, Gheorghita ne può approfittare, Gheorghita fermato, non c'è una deviazione, voleva un fallo però il 10 Granata che probabilmente in precedenza c'era, aveva fatto continuare il gioco il direttore di gara, poi azione che è terminata con un tiro sul fondo. Intanto Salviato è entrato il miglior marcatore della Serie D del Martellago con il numero 10 Salviato, il pallone però esce dal terreno di gioco, quantomeno dalle linee nere che delimitano il rettangolo della Belbotti Arena, dunque laterale per il Borgoricco.
laterale che dovrà essere ripetuto perché il pallone messo in movimento Francesco Ceccarello era a sua volta non ben posizionato sulla riga nera, dunque sarà il Martellago a far ripartire il gioco mentre scorrono i secondi. Se ne sono già andati quasi 7 minuti in questo primo tempo, 0-0, lo vedete anche nel punteggio, c'è un'impressione, qui intanto un pallone di Cavaglia messo in mezzo, evita però azione offensiva della formazione del Borgorico Campetra che ora cerca di distendersi fuori con Gheorghita, lo scambio con Tommasi, il pallone non è uscito, quindi errore di Tommasi, non riesce a tenerlo in campo neppure con una scivolata Filippo Pengo, dunque il laterale per il Martellago con Marco Furlanetto che va ad incaricarsi di questa battuta, un pallone di fatto regalato dallo Sporting Borgorico. Furlanetto dietro per il tiro e la risposta sulla conclusione di Nicolò Bartolo, viene fermato Cavaglia in fallo laterale, resta comunque in posizione offensiva la formazione di mister Mario De Santis, il tecnico del Martellago che sta conducendo al primo posto i suoi ragazzi nel girone C veneziano. Furlanetto, Bartolo, ancora per Furlanetto, si muove Salviato che riceve il pallone, torna ancora dal 3 argento-nero il capitano Nicolò Bartolo, lo scambio con Cavaglia, ancora un movimento palla della formazione del Martellago che però non riesce a trovare lo spazio giusto, vediamo in profondità, si va per Salviato, si trova indietro ancora per Bartolo, il suo tiro viene ribattuto e poi va a chiamare in causa anche addirittura Natale Bartolo, il portiere rilancia a lungo, facile preda però del collega di ruolo e anche di maglia Filippo Pengo che prova un calcio della sua area, non c'era il movimento dei compagni, palla che è terminata fuori e riparte allora il Martellago mentre è entrato anche Giuseppe Ferro con la maglia numero 27. Nicolò Bartolo, si era mosso Salviato, Bartolo deve fare attenzione, perde il pallone, Gheorghita viene fermato dal capitano che voleva un fallo precedente, c'è anche il primo giallo, ha ammonito il capitano del Martellago Nicolò Bartolo, lo rivediamo qui nel replay e probabilmente aveva anche ragione, Gheorghita ci aveva messo un piede in precedenza a dar fastidio al capitano del Martellago che però a sua volta poi comunque il fallo lo ha commesso evitando una ripartenza di Gheorghita, un fallo per parte, punizione con il 10 Granata che prende una lunga rincorsa, c'è Cavaglia, unico uomo nella barriera del Martellago, il fischio, Gheorghita va a piazzare il destro che termina di poco fuori, brividi, rivediamo anche nel replay di Futsal Veneto TV, la bordata potente e precisa fuori di poco, brividi per Natale Bartolo, estremo difensore del Martellago che ha visto il pallone uscire di un nulla. Ferro intanto si è già ripartiti, Cavaglia, lo scambio dietro con Nicolò Bartolo, ammonito, deve fare attenzione il capitano, rischia ancora intanto qui il Borgorico Campetra, Gheorghita va via in velocità, Gheorghita viene fermato in scivolata, poi la conclusione della corrente Marco Varotto che termina a lato, uno Sporting Borgorico che non vuole pensare 10 punti di distacco in campionato che ha visto le due squadre all'andata, la vittoria 2-0 dello Sporting Borgorico, nel match di ritorno invece un rotondo 5-1 firmato dal Martellago, un successo per parte. Dunque in campionato vedremo chi andrà a gioire per la seconda volta in questa stagione. Intanto palla che sfida per Ceccarello, sul crochet di sinistra Ceccarello si accentra, aspetta il movimento dei compagni, ancora Ceccarello, ottimo l'invito per Gheorghita che calcia di prima intenzione, ancora palla fuori di poco, allora Mario De Santis scorre ai ripari, rimette dentro una Shinben e c'è intanto il time out chiesto appunto da Mario De Santis con i suoi che hanno sofferto in questi frangenti di gara, un time out che arriva dopo appena 11 minuti di gioco, nel momento in cui veniva inquadrato alla Bel Bote Arena il più bello di tutti, il vostro test che vi racconta
queste sfide, questa è la seconda finale alle 19, peccato che non ci siano i bigoli con l'Arna, non c'è il gazebo del cibo. Alle 19 ci sarà il derby tutto vicentino tra Futsal Mason Vicentino e Futsal Trissino, un Trissino che la scorsa settimana ha festeggiato con 3 turni di anticipo la promozione in C2. Ritornano intanto le squadre in campo, si ripartirà con una rimessa dal fondo per il portiere del Martellago Natale Bartolo. Trovato il pallone, lo va a prendere Alessio Salviato, che lo indirizza proprio al suo portiere, che gioca comodo a sinistra per Ferro, avanza Ferro, non sube immediatamente a campo, va dietro da Nascimben che fa girare la palla verso Salviato, impreciso il pallone, Nascimben costretto a calciare lontano direttamente tra le mani di Filippo Pengo. Borgorico con Gheorghita fermato da Nascimben, il laterale comunque per la squadra granata del tecnico giocatore capitano Francesco Ceccarello, maglia numero 5 per lui, 7 sono invece i gol in stagione di Ceccarello, che proprio corre veloce, il pallone è a lui indirizzato, alza il pollicione, ringrazia per l'invito, mi sembra sia stato Simone Cesarotto, sì, qui sotto la nostra postazione lo vedete inquadrato sulla sinistra, appena entrato in campo, non è riuscito a mantenere in campo il pallone invece Ceccarello, che lo respinge ora sul tentativo di verticalizzazione di Nascimben. Ferro dietro da Natale Bartolo, che va a lungo direttamente tra le mani di Pengo, nonostante il fastidio che poteva dargli Cavaglia, si è preso il pallone, proprio il neo entrato Cesarotto aveva cercato di far partire il suo capitano, c'è mangiato dalla parte opposta con Salviato fermato però da Marco Furlanetto, può tornare a distendersi lo Sporting Borgorico con il capitano Ceccarello che fa ripartire da dietro il gioco. Qui ci cischia un po' con il pallone Cesarotto, lo tiene comunque vivo ma è regalato, palla per Salviato che si gira di prima intenzione, volevano un fallo di mano, ecco perché si erano quasi fermati i ragazzi del Sporting Borgorico, che ora mettono dentro con la maglia numero 9 Giovanni Polo, 7 gol per lui, lo abbiamo visto anche nel replay, l'ultima azione di gioco. Ceccarello intanto fermato in laterale da Salviato, resta con la pressione alta la formazione di Mister De Santis a togliere il respiro, a soffocare la possibile ripartenza del Borgorico, che ci prova ora con un lancio lungo preciso di Pengo, dove non arriva però con la testa al tapin sotto porta Marco Marco Varotto, il numero 3 dello Sporting Borgorico. Salviato avanti per Cavaglia, litiga sportivamente parlando con Varotto, il pallone tenuto vivo dai granata di mister Ceccarello, poi Cavaglia ultimo a toccare il pallone. 0-0 sempre qui alla Belbotea Arena, come vedete dalle grafiche di Veneto Futsal TV, quando stiamo per superare il 15° minuto, dunque entriamo nella seconda parte di questo primo tempo, dentro anche Giulio Tognolo per lo Sporting Borgorico, uno Sporting che sta facendo ruotare tutti gli effettivi a disposizione in una sfida che sulla carta vede i favori dei pronostici in favore del Martellago capolista del girone, ma come è successo anche nella prima sfida, qui intanto Cavaglia fermato con un fallo, il fallo è il suo, dopo manda a quel paese il signor Valerio Nori di Vicenza, si sono tirati le maglie a vicenda, c'è comunque il secondo fallo, eccolo qua, aveva fermato, si sono strattonati i due, nessuna sanzione disciplinare, il capitano Nicolò Bartolo va a calmare gli animi del compagno, Bartolo che tra l'altro è l'unico ammonito di questa sfida. Palla profonda direttamente però per le mani di Natale Bartolo, Ferro ad alzare allora il baricentro del Martellago, che continua con un giro palla preciso e costante. Nascimben, si fa vedere anche Marinello che riceve ora il pallone, lo scambio con Filippo Barbieri, sulla pressione però Barbieri costretto a
calciare fuori il pallone, già battuto il laterale con lo Sporting Borgoricco, si intestardisce Toniolo, può ripartire Marinelli, il tiro in corsa di Filippo Barbieri, sicuramente non era ben posizionato con il corpo, ha tentato comunque il colpo il numero 2 del Martellago, che ora torna in fase difensiva, ma lo fa per pochissimi istanti perché il tentativo di passaggio di Toniolo per Polo non va a buon fine, può ripartire da dietro, lo ha già fatto, palla per Nascim Ben, lo scambio con Barbieri, Nascim Ben ancora, anzi no, Barbieri riceve ora il pallone, Marinelli si fa vedere sulla nostra postazione, riceve palla il 9 del Martellago, la scambia a sinistra per Furlanetto che si accentra, va dietro per Nascim Ben, giro palla insistito ma impreciso il passaggio di Nascim Ben, si concede allora il Martellago, concede allora un laterale al Borgoricco che ha già battuto Nascim Ben di testa, alleggerisce, lo aiuta in copertura Barbieri che torna ancora dal 28, Nascim Ben, Marinello, lo scambio, ancora palla per Marinello che va da Nascim Ben, la prolunga avanti per Barbieri che cade a terra, viene invitato a rialzarsi, non c'è fallo sulla pressione di Giulio Toniolo. Pengo in avanti, recupera il pallone per qualche istante Furlanetto, poi viene fuori il Borgoricco con la conclusione di Giulio Toniolo che va però a cozzare sul muro ben eretto della difesa del Martellago in quell'occasione con Nascim Ben, la palla che sfila, la tocca Furlanetto, costretto a dare indietro al proprio portiere Natale Bartolo, si distende Nascim Ben, lo scambio per Barbieri che va sul fondo, mette in mezzo un pallone, non c'è alcuna deviazione, questo è un pericolo, si dispera un po' Mario De Santis, il tecnico del Martellago che voleva una miglior finalizzazione di una buona azione corale della propria squadra dalla parte opposta. Intanto il retropassaggio involontario di Filippo Barbieri che mette in mostra le doti e i riflessi di Natale Bartolo che come può respinge il quasi autogol del compagno. Palla intanto la girata in corsa di Giovanni Polo sugli sviluppi di un corner, un blocco regolare che aveva portato alla conclusione Polo che ha alzato con il sinistro il pallone alto, chiede scusa anche ai compagni ma era buona comunque l'iniziativa del numero 9 Granata. Nascim Ben intanto ancora per Barbieri, lo scambio ancora per Nascim Ben, Marinelli va a prendersi il pallone, gioco di gambe di Marinelli, vince un paio di contrasti, va a terra, la palla comunque ancora in possesso del Martellago con Furlanetto che va dietro da Nascim Ben, prolunga avanti per Barbieri, Nascim Ben, Marinello ora, Nascim Ben ancora nel movimento di suoi, va da Marinello, 20 minuti intanto di gioco, sempre 0-0 qui alla Belbotea Arena in questa finale della delegazione veneziana tra Martellago e Sporting Borgoricco. Tanto l'apertura è ottima, l'uscita di Filippo Pengo che si è ritrovato l'avversario, il pallone lì nella propria area, è uscito però nei modi giusti, errore qui della fase difensiva, quindi dando palla avanti per Simone Cesarotto che non scarica nel modo giusto. E ora potrà ripartire Natale Bartolo dalla propria area di competenza. Nessuna delle due squadre comunque ha intenzione di alzare baricentro del ritmo, manca ancora una vita, siamo appena entrati nel 20° minuto di gioco di questo primo tempo. Ricordo che in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore, non sono previsti supplementari in questa finalina. Qui intanto il tiro telefonato sul primo palo con Pengo che lo blocca sicuro, a pressione ora del Martellago, recupera Nascim Ben, tiro dritto per dritto centrale, la alza Filippo Pengo, se ha ritrovato il pallone, lo vediamo nel replay. Bravo Pengo, era nel posto giusto ma riflessi pronti per il numero 12 dello Sporting Borgoricco. Su questa palla non ci ha pensato due volte Marco Nascim Ben, a calciare, ancora Nascim Ben che calcia, ancora una deviazione, ancora un corner per il Martellago, sempre dalla lunetta opposta rispetto alla tribuna, anche in questa sfida gremita
di tanti tifosi appassionati calcio a 5. Nascimento intanto ferma l'avversario che stava per ripartire con un fallo, e c'è intanto anche il time out chiesto dallo Sporting Borgoricco. Ottimo gesto di fair play con Nascimento che va a chiedere scusa a Giulio Tognolo, uno scontro di gioco che ha portato al terzo fallo del Martellago. Nella sfida precedente la squadra del Promo è arrivata a quota 5 senza però poi più commettere falli. Intanto è inquadrato il buon test che vi racconta con la voce la sfida, ma le immagini sono diffuse al Veneto TV con Roplos. Le immagini qui live dalla Belbotea Arena sulla pagina LND della FIGC del Veneto, in una giornata che si era aperta da Iesi con l'ottima notizia. Rinnoviamo con i complimenti al Futsal Villorba del Factotum Marco Venier, che ha riportato la Coppa Italia di Serie B di calcio a 5 in Veneto dopo 7 anni. Complimenti ai ragazzi di mister Venier, giocatori, staff, tutto quanto, con Beppe Baseggio che ora potrà prendersi una bella settimana di riposo dopo i 50.000 highlights con le 50.000 telecamere che ogni sabato inondano i palazzetti del nord-est. Torniamo in cronaca con Gheorghita per il Borgoricco, uno dei giocatori più rappresentativi della formazione di mister giocatore Ceccarello. Intanto non riesce a buon fine lo scambio proprio tra Gheorghita e il numero 2 Giulio Tognolo. C'è un'intesa comunque tra i due giocatori che tornano nella propria metà campo in fase di non possesso difensivo. 6 minuti, poco più intanto, ancora da giocare in questo primo tempo che si sta giocando comunque con due squadre che quando possono a viso aperto vanno a rompere i maroni alle formazioni avversarie. Qui intanto la deviazione di Tognolo che evita un lancio lungo. Non è contentissimo mister De Santis per un Martellago che ha il terzo attacco del girone C di Venezia con 81 gol fatti, e allo stesso tempo però ha la miglior difesa, ha subito soltanto 22 gol. Dunque punta molto sulla fase difensiva la formazione del Martellago, che ha costruito grandi vittorie in questa stagione. Tanto Salviato fermato da Tognolo che va a terra. Il laterale è per il Martellago, è rientrato anche Cavaglia sul punto di battuta, palla dietro per Furlanetto che alleggerisce dietro addirittura da Natale Bartolo, palla lunga, c'è l'applauso di Ceccarello per evitare che il pallone finisca sulla testa di Salviato e può ripartire, anzi non era Ceccarello, perdono, ma era Gianluca Tommaso con la maglia numero 6. Pressione sempre alta del Martellago che vuole tenere nella metà campo avversaria la formazione del Borgoricco, che ora esce bene proprio con il passaggio di Gheorghita per Tommasi che sbatte su Cavaglia. L'ultimo a toccare era stato però il numero 6 Granata, dunque rimessa già battuta dal Martellago che prova ad uscire proprio a metà campo con Furlanetto. Palla avanti per Cavaglia, si gira Cavaglia, mette in mezzo un pallone che non arriva però al tapin. Furlanetto viene trattenuto intanto e c'è il fallo, è stato trattenuto Nicolò Bartolo, il capitano del Martellago, da Giulio Tognolo. Dunque secondo fallo anche per il Borgoricco e altra punizione sempre con Cavaglia sul punto di battuta. Vedremo se andrà a calciare nuovamente, l'abbiamo visto anche nel replay di Futsal Veneto TV, il fallo commesso pochi secondi fa. Cavaglia rincorsa lunga, stiamo per entrare nel 26esimo minuto di gioco, cioè sta per scoccare il 26esimo, la rincorsa di Cavaglia, il destro, la piazzata, la deviazione della barriera, poi palla che arriva tra le mani di Pengo che rilancia in modo troppo frettoloso direttamente tra le mani del collega Natale Bartolo, che fa ripartire il gioco dei suoi. 4 minuti più l'eventuale recupero, sempre 0-0 qui in questa finale veneziana. Cavaglia, ottimo il passaggio dentro per Salviato che ha piaciuto guardo Tognolo, che poi però non riesce a tenere il pallone in campo. Aveva giocato bene il Martellago questa azione offensiva,
che non si è però concretizzata. Martellago che comunque resta in possesso di palla nella metà campo avversaria con una laterale. Cavaglia si prolunga troppo il pallone, Toniolo viene fermato senza fallo da Barbieri che va sul fondo, scarica direttamente sul corpo di Gianluca Tommasi che mette in fallo laterale. Laterale che viene battuto da Barbieri dietro per il capitano Bartolo. Movimento di compagni, Bartolo chiama in causa anche Natale Bartolo che torna dal capitano, giro palla verso Salviato, Barbieri fermato per qualche istante dal numero 7, sì, mi pare sia stato Simone Cesarotto. Cavaglia già dalla parte opposta del campo, protegge il pallone, scarica dietro per Bartolo che va a calciare il destro in due tempi, si oppone Filippo Pengo che fa ripartire le azioni suoi, anzi no, era il numero 11 Riccardo Savio, va a terra Gheorghita che viene invitato a rialzarsi, dato palla per Salviato che non è preciso con il contagiro, siamo già dalla parte opposta, fermato, riparte da Salviato, il contropiede per Cavaglia, Cavaglia scivolata provvidenziale di Gheorghita che evita la conclusione del numero 11 del Martellago. Una chiusura tempestiva ed importante quella di Gheorghita. Ceccarello intanto fermato con il fallo, il quarto fallo del Martellago, lo rivediamo anche nel replay, la spallata di Ceccarello non fallosa, poi con il numero 3 Furlanetto ha fatto diventare la maglia S dell'avversario una XXL. Intanto perde il pallone Gheorghita che viene riconquistato però da Tommasi, ancora palla per Gheorghita che torna dietro da Tommasi, ultimi scampi di gioco, qui è impreciso il tentativo di Tommasi, si prende il pallone il numero 12 Natale Bartolo, l'ho già messo in movimento. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto di primo tempo, vedremo se una delle due squadre saprà sbloccare lo score, ancora sullo 0-0, ci prova e ci va vicinissimo Giuseppe Ferro, un pallone sfilato via, lo vediamo anche nel replay, lo domestica bene con il destro, poi tocco morbido che esce di pochissimo a lato, quasi a dare il bacio al palo. Intanto si rialza Gheorghita che esce anche dal campo, rientra con il numero 9 Giovanni Polo, vicino anche al gol del vantaggio sugli sviluppi di un corner a circa metà del primo tempo, un primo tempo che sta per scorrere verso i titoli di coda, 30 secondi ancora da giocare più l'eventuale del recupero, ma attenzione perché il Martellago è in possesso di palla in fase offensiva, palla dietro per Natale Bartolo, sulla linea di metacampo il tiro di Bartolo ribattuto dalla difesa, nella fattispecie è stato Tommasi a calciare lontano il pallone. Controlliamo anche il signor Valerio Nori di Vicenza che andrà a chiamare il recupero tra pochi istanti, appena controllato il suo cronometro, forse non ci saranno gli estremi per un recupero, palla che esce, anzi no, 2 minuti di recupero, aveva calciato fuori il pallone e bravo Ceccarello a riconcederlo agli avversari. Sorriso non felicissimo quello di Ceccarello, ma avevano buttato fuori il pallone quelli del Martellago. Si giocherà dunque fino al 32esimo, ancora 1 minuto e 30 prima di andare al riposo in un primo tempo che non è stato avaro di emozioni ma sicuramente avaro di gol. Qui intanto sotto porta Salviato non riesce nel tappin, volevano il corner sul tiro del numero 9, no, ma l'ultimo a toccare è stato appunto Salviato, rilancio lungo intanto di Pengo, non c'era alcun compagno smarcato, ancora 60 secondi da giocare prima del meritato riposo. Intanto rischia di complicarsi la vita il numero 11 Savio, ancora in possesso il Borgorico, palla giocata per Polo tentava lo scambio con Savio, fermato ancora in fallo laterale.
Ceccarelli, intanto rientra Marco Varotto per questo laterale finale, proprio lui a toccare il pallone, lo scambio, palla per il numero 9 Polo, fermato da Nashin Ben, il pallone intanto è uscito dal campo, laterale per lo Sporting Borgorico. Ancora una ventina di secondi, poi arriverà il duplice fischio con lo Sporting che è in possesso palla lunga, esce anche Natale Bartolo dalla propria area, Salviato, secondi finali, Ferro, lo scambio per Marinello, Salviato, e allora può arrivare il duplice fischio che l'ho sentito in sottofondo. Finisce 0-0 il primo tempo tra Martellago e Sporting Borgorico, non sono mancate le occasioni del gol, ma è mancato il gol. 0-0 come nelle grafiche di Futsal Veneto TV. Stefano Testoni vi dà appuntamento tra una decina di minuti per il secondo tempo di questa finale della Coppa Veneto di Serie D, delegazione di Venezia.
Togli. Eccoci in diretta, squadre pronte per il secondo tempo di Martellago Sporting Borgorico. Si ripartirà dallo 0-0 dei primi 30 minuti con i due portieri che hanno fatto del loro, non però grandi occasioni. Partita più statica rispetto alla prima finale di giornata. Qui in palio c'è la Coppa della Delegazione di Venezia. Sporting Borgorico che farà ripartire il gioco. Attendiamo il fischio del signor Valerio Nori della sezione di Vicenza, secondo l'arbitro è Francesco Nori, sempre dell'Aia Vicentina. Ecco il fischio di Valerio che fa ripartire il gioco. Ancora 30 minuti da vivere qui in diretta live con immagini di Futsal Veneto TV e Roplos, la voce di Stefano Testoni a raccontarvi queste finali. Alle 19 ci sarà spazio poi per Futsal Moson Vicentino contro Futsal Trissino, sfida tutta berica per la sezione, la delegazione di Vicenza. Tanto qui vediamo la risposta in presa sicura di Natale Bartolo del Martellago. Intanto viene fermato, la rimessa laterale però è Granata, l'ultimo a toccare è stato Marinello con la maglia numero 9. Ancora bloccati i bomber del Martellago. Marinello ne ha segnati 13 in campionato, Salviato ne ha segnati 21. Nella parte opposta ancora bocca asciutta anche per Gheorghita che di gol ne ha fatti 16 in campionato. Ricordiamo che il Martellago guida il girone veneziano di C con 45 punti, 15 vittorie, soltanto 2 sconfitte per la squadra di mister De Santis, che ora cerca di ripartire ma recupera ancora lo Sporting Borgorico. Palla profonda con Marinello, Natale Bartolo esce dai propri pali, rischia di perdere il pallone, lo serve però bene dalla parte opposta per un compagno. Marinello, Nicolò Bartolo ammonito nel primo tempo, va sul fondo Barbieri, mette in mezzo, anzi no perdono, era Furlanetto, ho sbagliato numero, palla in mezzo di Furlanetto, non è arrivato però Thomas Favaro a cercare di dar fastidio alla retroguardia dello Sporting Borgorico che può ripartire, l'ha già fatto, palla avanti per Daniele Trovo, dietro per il numero 6 Tommasi, lo scambio per Tognolo che viene smanato, perde il pallone Tognolo, lo recupera però il Sporting Borgorico, non c'è il fallo, c'è comunque una deviazione in fallo laterale, l'out è per la squadra in maglia granata. Fallo laterale dunque per il team allenato dal tecnico giocatore e capitano Francesco Ceccarello, maglia numero 5 per lui, 7 gol in stagione. Trovo, si fa vedere Tognolo, Trovo va profondo per Gheorghita che tiene vivo, no, il pallone è uscito dal campo, c'è il fischio del signor Francesco Nori di Vicenza. Sorseggiamo intanto dell'ottimo Luppolo Giallo, la giusta vitamina per dare fiducia e brio alle corde vocali per raccontarvi questo secondo tempo. Quindi dando attenzione a Gheorghita, fermato in modo provvidenziale dal numero 7 Favaro che ha recuperato un pallone importante. Bartolo, palla out, qualche errore di troppo anche del Martellago. In campo non si vedono i 10 punti di differenza che ci sono nella classifica del girone C veneziano per due squadre che si sono già affrontate 2 volte in campionato, una vittoria per parte nel match di andata, successo del Borgorico per 2-0, al ritorno invece cinquina del Martellago. Intanto l'amico Cecchi ci chiede chi ha segnato il secondo gol del Romano. Porca palettona, Cecchi, me lo son perso, ne ha segnato uno Ferraro e non mi ricordo chi ha segnato il secondo. Dopo Mari Androcchi, intanto è arrivato un fallo, abbiamo visto anche nel replay in real live. Si risponde, buon Cecchinato che salutiamo, C5 Time
Calcio.it, il sito che snoccia numeri, classifiche, marcatori, risultati. Attenzione, il pallone in mezzo, altro brivido, è ancora Martellago in possesso, palla per Salviato, un passaggio c'è, intanto un giocatore è a terra, viene fermato il gioco, coperto dalla tribuna della Belbotea Arena. Che rischio qui per lo Sporting Borgoricco. Intanto cure mediche, lo spray miracoloso per un giocatore in maglia granata. Si disseta Giulio Tognolo intanto, e ci dissetiamo che noi qui in tribuna, cincina a tutti gli amici del futsal veneto con la birra della Belbotea Arena. Esce zoppicante o zoppicando Gianluca Tommasi con il signor Nori che scudella il pallone per Pengo, che rilancia lungo sul petto di Varotto, va via bene, anzi no, era Trovo, esce Bartolo, era con il numero 14 Daniele Trovo. Laterale Sporting Borgorico, ancora con il 14 Trovo che va dietro, chiama in causa Filippo Pengo. Pallone morbido di vicino, pressione alta, cerca di andare via Marco Varotto, si sbraccia con Ferro, Nascim Ben fa ripartire i suoi, Salviato, palla profonda per Marinello, lo spazio di girarsi, si muove Salviato, Ferro ha lo spazio per avanzare sulla corsia di destra, poi torna dietro da Nascim Ben, giro palla ora del Martellago, viene Ferro fermato per qualche istante dello Sporting Borgoricco, non trattiene in campo il pallone Giulio Tognolo, dunque sarà laterale per la squadra di mister De Santis, pronto a battere questo laterale Salviato. Nascim Ben, Ferro, ancora per Nascim Ben, si muove, va a ricevere il pallone all'altezza della linea di metà campo, quasi Marinello, Nascim Ben sulla pressione, si sbracciano, non c'è fallo, viene però fermato, si porta fuori il pallone Ferro, volevano un fallo quelli dello Sporting Borgoricco, lo voleva sicuramente anche Ferro che ha mandato un'occhiataccia al direttore di gara, quindi Pengo che rischia il pallone prolungato dalla testa di Marinello che va a terra, non c'è il fallo, va sul fondo Ferro, si rialza Marinello, qui c'è il fallo, viene fischiato per il numero 14 Daniele Trovo che va subito a chiedere scusa all'avversario, era in ritardo il 14 Granati, tanto rientra, vediamo che nel replay si fallo netto, rientra con l'11 Lorenzo Cavaglia per questa seconda punizione. Sul punto di battuta però posiziona il pallone con il numero 27 Giuseppe Ferro, Cavaglia si avvicina, vedremo se Ferro andrà a calciare direttamente alle parti di Pengo oppure se andrà a giocare uno schema. Cavaglia, Nascimene e Salviato, un trenino con i vagoni che si muovono, palla per Salviato, il tiro, il lato B di Tognolo a mettere in corner, si dispera più con se stesso che con il resto del team Salviato per un'occasione non andata a buon fine. Corner Cavaglia per Ferro, fermato alla punta del piede del numero 10 Gheorghita, ancora un laterale dietro per Salviato che prolunga dietro da Natale Bartolo, rilancio alto di Bartolo con il piede destro, poi riprendere la Pengo per Trovo sulla linea di metà campo, si accentra Trovo, c'è una tripla marcatura, va dietro a dare il pallone, giro palla Varotto per Trovo, ferma tutto quanto Salviato, si ricompone però in fase difensiva e lo Sporting Borgoricco. Vediamo il Martellago come saprà riuscire nella metà campo avversaria, qui buona la giocata di Ferro che però regala il pallone a Tognolo, tutto solo, va sul fondo, va a calciare, il pallone viene tenuto salvo e vivo da Natale Bartolo che rilancia con le mani dalle parti di Cavaglia, costretto ad andare indietro per Ferro sulla pressione avversaria. Nascim Ben orizzontale, anzi no, cercava di verticalizzare, ora va orizzontale per Ferro che guarda con la testa alta il movimento dei compagni, torna dietro da Nascim Ben che prolunga il pallone per Salviato, sovrastato fisicamente da Marco Varotto. Serie di cambi, rientra Capitan Ceccarello, rientra anche con il numero 9 Giovanni Polo per lo Sporting Borgoricco, cambia anche nella panchina opposta, mi sembra di vedere
è rientrato Furlanetto, lui scambia dietro per Nassim Ben, palla che rischiava di uscire dal campo, e lo fa in questo momento perché Gheorghita si frappone tra il tentativo di passaggio di Nassim Ben e Cavaglia. Qui era indirizzato questo pallone. Salviato prolunga ancora per Cavaglia che lo protegge bene, poi però lo allunga troppo, esce fuori dal rettangolo di gioco della Belbote Arena, sede teatro di queste finali di Coppa delle Delegazioni. Pengo lungo per Varotto che con il petto tiene vivo il pallone per i suoi, voleva l'ultimo tocco Cesarotto, è suo però. Nassim Ben ancora, palla per Cavaglia, si muove Barbiere che si prende il pallone, corner, anzi no, non c'è corner, non c'è deviazione, dunque ha ripreso subito Pengo nella pressione alta con Salviato che induce all'errore Ceccarello. Poteva fare meglio qui lo Sporting Borgo Ricco nel tentativo di uscita sulla pressione avversaria. Regalato un fallo laterale in zona d'attacco al Martellago, attenzione, 10 minuti intanto di gioco, sempre 0 dal punteggio, palla per Nassim Ben che si coordina, la staffilata potente a tagliare tutta l'area ma termina un metro sopra la traversa della porta difesa da Pengo. Gheorghita, ottimo tentativo di passaggio per Varotto, si propone anche Cesarotto che viene fermato, tiene in campo il pallone per qualche secondo Furlanetto, laterale Sporting Borgo Ricco. Ceccarello si prende il pallone alla testa del centrocampo, Nassim Ben fa uscire di nuovo bene i suoi, palla rocambolata, gol di Nassim Ben che apre a sinistra per Cavaglia che scodella avanti, Ceccarello con il corpo però la toglie a Salviato che recupera in un secondo momento il pallone. Cavaglia lo protegge dietro per Nassim Ben, la palla per Salviato, Nassim Ben entra praticamente in porta e trova il vantaggio per il Martellago al minuto 12. Marco Nassim Ben, solo 2 gol in campionato ma ne ha messo a segno uno davvero importante in questo pomeriggio della Belbote Arena. L'abbraccio con tutti i compagni, lo rivediamo nel replay, assist al bacio di Salviato, poi Nassim Ben ci ha messo la punta, è andato a scontrarsi anche con Pengo, fin qui mai battuto, e allora cambia il risultato e chissà che possa cambiare anche un po' la sfida, possano aprirsi le due squadre per regalare ancora maggior spettacolo ai tifosi che ci stanno osservando. Attenzione qui intanto, subito la possibilità di pareggiare sul sinistro di Francesco Ceccarello, invitato al banchetto di nozze da Simone Cesarotto, in corsa il sinistro però termina abbondantemente a lato. Occasione importante per trovare subito il pari in casa Sporting Borgo Ricco, uno Sporting che non si sente affatto sopraffatto e vedremo cosa saprà fare ancora, ma intanto è il Martellago che riparte da dietro, è rientrato anche il capitano Nicolò Bartolo, lo scambio con Furlanetto che va profondo per Cavaglia, torna dietro da Bartolo, ancora Cavaglia sulla sinistra, il numero 11 scambia con il suo capitano che cerca di prolungare verso Bomber Salviato, non riesce il numero 10 a tenere in campo il pallone, chiede il cambio intanto proprio Salviato che ha speso molte energie e continua a spenderle perché la pressione è alta del Martellago che si prende un fallo laterale con Ceccarello che scarica fuori. Cavaglia intanto prolunga il pallone oltre il rettangolo di gioco, dunque il laterale per lo Sporting Borgo Ricco che ripartirà all'altezza della sua metà campo, intanto si è rialzato dalla panchina Mattia Marinello. Salviato recupera ancora il pallone, viene servito da Furlanetto, non è riuscito a scattare veloce però Furlanetto perché c'è stato un difensore avversario che ha tolto il pallone dal suo piede concedendo il laterale. Natale Bartolo, tentativo preciso per Cavaglia con la testa, mette in corner
il numero 6 Gianluca Tommasi, corner già battuto con il tiro in corsa di Capitan Bartolo che termina alto, recupera il pallone Pengo dietro agli standardi bianco-rossi, i colori anche del Vicenza, che speriamo possa portarsi sul -1 rispetto all'altra squadra bianco-rossa, il Padova. Intanto la giocata ottima di Simone Cesarotto, esce però bene nei tempi giusti Natale Bartolo con il corpo, mette in fallo laterale. 15 minuti ancora di speranze per lo Sporting Borgorico, 15 minuti di pressione per cercare anche il raddoppio in casa Martellago, con il lancio lungo per Cavaglia, ci mette ancora la testa Tommasi che mette in corner, qui intanto va a rifiatare Salviato, al suo posto rientra Simone Gioia, in un corner per il Martellago, battuto comodo per Cavaglia che va dietro per Bartolo, Gioia, Bartolo ancora, il movimento cercato in profondità per Marco Furlanetto che però aveva già arrestato la sua corsa. Allora laterale Sporting Borgorico, sulla pressione però del Martellago Ceccarello, palla avanti per Tommasi, si fa vedere l'inserimento di Gheorghita che va sul fondo, scarica un destro che va a sbattere su Bartolo, il capitano, palla scodellata dal laterale per Cesarotto che la mette giù bene con maestria. Ceccarello litiga con il pallone, lo perde per qualche istante, poi lo recupera Bartolo, entrambi Bartolo sono a terra, ha fatto tutto da solo il capitano Nicolò, il portiere invece Natale nell'uscita per evitare la ripartenza sull'errore, sul problemino del suo capitano, è andato a scontrarsi con un avversario. Intanto il fallo laterale sarà per lo Sporting Borgorico, si rialzano i due Bartolo, il portiere Natale va a dare il 5 a Gheorghita, sono toccati i due, non c'era cattiveria, intanto fuori Nicolò Bartolo, rientra Nascim Ben, l'autore del gol che decide la partita. Super top, grazie. Intanto il tiro respinto dal portiere Natale Bartolo. Tanto è arrivato il futsal Mason Vicentino, è arrivato anche il futsal Trissino alle 19, saranno le avversarie nel derby vicentino che mette in palio appunto la Coppa DD della delegazione iberica. Ma siamo ancora a raccontarvi la sfida veneziana tra Martellago e Sporting Borgorico, quando mancano 12 minuti, poco più. Palla per il tiro del numero 7 Simone Cesarotto, c'è una deviazione di Nascim Ben, palla che termina a fondo campo, dunque corner Granata con Cesarotto pronto a rimettere in gioco il pallone. Dietro in mezzo lo schema che non va a buon fine, come è stato preciso il giocatore in maglia Granata, e riparte Gioia sul servizio di Natale Bartolo. Gioia per Nascim Ben, ancora Gioia, perde il pallone, lo riconquista, poi Gheorghita se lo riprende, non è preciso Ceccarello perché c'è un tocco avversario. Gioia dietro per Marinello, Nascim Ben ancora Marinello. Gli applausi che avete sentito sono per la giocata di Gioia, che si è ripreso un pallone che aveva perso in precedenza, prolungato il pallone profondo per Cavaglia, il pallone è vivo, non è uscito, può ripartire allora lo Sporting Borgorico con il tiro di Gheorghita e la risposta di Natale Bartolo che salva i suoi. Ottima la percussione offensiva di Gheorghita, ma è bravissimo, e è altrettanto ottima la risposta di Natale Bartolo che salva dal possibile 1-1. Intanto c'è un fallo, un blocco irregolare, è il terzo fallo per la squadra Sporting Borgorico. Non viene segnalato dal crono, lo fa in questo momento, indicazione del tecnico De Santis. Palla intanto per Pengo, Ceccarello
asfissiante il pressing del Martellago che si riprende un pallone. Quando il Martellago va a dar fastidio, porta all'errore la squadra avversaria dello Sporting Borgorico. Martellago che può tornare in possesso palla nella metà campo avversaria, palla per Marinello, si è messo in fallo laterale un giocatore dello Sporting Borgorico, era il numero 7 Simone Cesarotto. Ancora 10 da giocare, 1-0 Martellago, ancora tutto può succedere in questa finale veneziana. Marinello, si muove Barbieri, il pallone però arriva da Gioia, lo mette giù bene, Gioia si accentra, si allunga troppo il pallone, intanto c'è il fallo e arriva anche il cartellino giallo per Gioia che ha fermato la ripartenza avversaria. Lo rivediamo nel replay, qui si è allungato troppo il pallone, è rovinosamente carambolato addosso al giocatore dello Sporting Borgorico. Una punizione che dovrà essere ripetuta con il direttore di gara, il signor Francesco Nori, che sta annotando sul suo taccuino anche il nome di Simone Gioia, secondo ammonito del match dopo che era stato ammonito in avvio di partita Nicolò Bartolo, il suo capitano. Sempre spunta Martellago, partita comunque onesta, senza alcun problema, maschia quel tanto che serve, una sfida che mette in palio la Coppa della delegazione veneziana e anche il pass per la Final Four, che vede già presente il Promo vittorioso nella prima semifinale per 3-2 contro il Romano. Ceccarello prolunga per Tognolo, mette in fallo laterale poi Natale Bartolo, quindi torna a respirare profumo d'area offensiva. Attenzione Gheorghita, il tiro e ancora Natale Bartolo che si ritrova il pallone lì quasi davanti alla faccia e distinto con riflessi sempre pronti, smanaccia in fallo laterale sul sinistro di Gheorghita. Tognolo, tanto è rientrato anche Trovo, Tognolo, deviazione laterale sempre per la squadra del tecnico, giocatore, capitano Francesco Ceccarello. Proprio lui si incarica della battuta di questo laterale. 8 ancora da giocare, i minuti. Gheorghita direttamente in porta, Natale Bartolo respinge, Gheorghita poi protegge il pallone che esce oltre la linea nera, altro laterale all'altezza proprio dell'intersecazione delle linee di metacampo e del fallo laterale. Gheorghita, il fermato, c'è però il fallo di Gioia. Il direttore di gara mostra con un gesto la trattenuta. Deve fare attenzione Gioia, ammonito pochi istanti fa. Nascim Ben intanto a far ripartire il gioco dei suoi. Palla per Barbieri che spreca, Tognolo va sul fondo, ancora Tognolo, fermato da Natale Bartolo, poi Nascim Ben, il pallone era già uscito con il sinistro, ha scaraventato il pallone fuori colpendo il direttore di gara, poi un cenno d'intesa, si danno il 5-2, un tiro sicuramente non voluto. Trovo intanto cerca di andare sul fondo, Trovo cerca anche di mettere in mezzo il pallone, viene però fermato in fallo laterale da Filippo Barbieri. Allora Sporting Borgorico che cerca di premere sull'acceleratore, cerca di approfittare delle situazioni create. Ceccarello apre il sinistro troppo alto e mister De Santis chiama a rapporto i suoi a bordo campo per un time out utile per rifiatare in casa a Martellago che, come vedete nella grafica di Futsal Veneto TV, che assieme a Roblox vi racconta con le immagini questa sfida, Martellago avanti per 1-0 sullo Sporting Borgorico. Questo invece è l'amico Stefano Testoni che vi sta raccontando queste sfide. Stefano con la Renna che con 2 N sarebbe quel bel animale pelosotto, invece qua manca una A perché siamo nella bellissima Belbotea Arena che da 2-3 anni vi racconta e vi fa vedere tutte le finali dei campionati
regionali della Coppa delle Coppe Veneto, Coppa Italia Veneto, Coppa Veneto, Coppa Veneto, e che più ne ha più ne metta, grazie anche al team Giorgione che mette a disposizione gli spazi con la FIGC LND del Veneto, capitanata dal responsabile del calcio 5 Michele Di Giambattista, che ne approfitta per regalare spettacolo al sempre numeroso pubblico, numeroso anche il pubblico qui presente oggi sugli spalti per questa seconda semifinale. Vi ricordo che alle 19 ci sarà il match tra Mason Vicentino e Tricino, e poi a chiudere PSN Polverara Legnaro contro il gol. Intanto da casa sua arriva il raddoppio di Nicolò Bartolo, il capitano. Un pallone rinviato un po' in modo maldestro dalla difesa dello Sporting Borgorico, e da casa sua Bartolo, lo rivediamo nel replay, è stato il portiere che è rimasto a terra. Poi Pengo aveva cercato anche di allungare il piede, Bartolo mette il sigillo al minuto 25 su questa sfida. Intanto prova la carta del portiere di movimento mettendo dentro con la pettorina bucata Tommasi. Prova tutto per tutto lo Sporting Borgorico, un gol che macchia leggermente una buona prestazione, quella di Pengo, che aveva respinto, poi aveva calciato via il pallone da terra, ma è stato bravissimo però Nicolò Bartolo a prendersi lo spazio per calciare. 4 minuti ancora, giro palla Sporting Borgorico con Ceccarello che vuole il movimento di compagni. Ceccarello Salviato va a calciare il gol del 3-0 del Bomber con la maglia numero 10 Alessio Salviato, che dopo i 21 gol in campionato firma anche il suo primo gol di questa sera. Un 3-0 che mette, possiamo dire, i sigilli ad una sfida che continua ancora con Tommasi portiere di movimento. Quando mancano 3 minuti e mezzo ci proverà fino alla fine la formazione dello Sporting Borgorico, uno Sporting Borgorico che comunque ha giocato alla pari per 55 minuti. Attenzione ancora Bartolo che va a calciare da casa sua anche questa volta, chiede scusa a Salviato, poteva sicuramente giocare meglio, il capitano si è fatto ingolosire dalla possibilità di trovare una doppietta nel giro di pochi secondi. Palla intanto rilanciata dal portiere in movimento Tommasi, dietro Trovo, sulla linea di metacampo Gheorghita, Ceccarello, scambio per Tommasi che va sul fondo, Trovo, si fa vedere Ceccarello che recupera il pallone, riceve il pallone, sfila poi il pallone sotto le gambe di Tommasi, palla che esce fuori campo, e allora può ripartire il Martellago che sente già il profumo della Coppa. 2 minuti e 30 più l'eventuale recupero, alza il baricentro anche il portiere Natale Bartolo, invitato alla calma Barbieri da Salviato. Inutile correre in modo veloce. C'è stato un po' di confusione, non ho capito cosa sia successo, volevano fare il laterale, poi combinato il Martellago, questa volta la palla è per lo Sporting Borgorico. Sporting Borgorico che può ripartire dalla propria metacampo, Trovo, c'è sul fondo Tommasi, bravissimo, Natale Bartolo a togliere il pallone del piede di Tommasi. Ultimi scampoli, 1:30 ancora da giocare, 90 secondi esatti più l'eventuale recupero. Gheorghita, Sporting Borgorico che meriterebbe quantomeno comunque almeno il gol della bandiera. Quella vittoria difficilmente potrà arrivare. Intanto un tiro che va a cozzare sul palo, poi arriva Salviato che mette fuori il pallone. Si è assegnato 21 gol, se la ride però un po' Alessio Salviato. 21 gol li ha segnati in campionati importantissimi ad aiutare anche dei suoi nel primato. Questo era un gol, forse era più facile, era più difficile sbagliare che segnare. Ceccarello intanto sulla pressione di Salviato che mette in fallo laterale
non molla un centimetro, non molla un secondo il Martellago, con Ferro che recupera ancora il pallone, scarica da fuori. Adesso c'è molta confusione anche nella testa, soprattutto negli schemi della squadra del tecnico giocatore Ceccarello, un 3-0 che non lascia adito ad alcuna recriminazione, anche se abbiamo detto insomma una partita giocata alla pari. Le occasioni le ha avute anche lo Sporting Borgorico, è andato qui con Salviato fermato da Tommasi che dimostra buone doti anche tra i pali nonostante la maglia del portiere di movimento. Lo rivediamo anche nella repleggiata di Salviato. Tommasi che chiude bene lo specchio, ancora una deviazione, un corner. Intanto 2 minuti segnalati dal direttore di gara, il signor Valerio Nori di Vicenza. Si giocherà fino al 32esimo, palla dietro per Nassim Ben, si alza anche Natale Bartolo, Nassim Ben la prolunga troppo profonda anche per Filippo Barbieri, Ceccarello, Trovo, la finta, palla per Tommasi, il tunnel, Natale Bartolo che poi va a calciare e va a mettere fuori addosso direttamente agli stendardi biancorossi della Belbote Arena. Tommasi protegge il pallone Cesarotto, vuole uscire dalla propria metà campo, ci riesce con Trovo che però va a incunearsi contro la difesa ben eretta della squadra di mister De Santis. Gheorghita intanto perde il pallone, altro rilancio della propria metà campo, questa volta è stato Filippo Barbieri. Un minuto esatto e poi toccherà al Martellago alzare la coppa, difficile che in 60 secondi possa arrivare a una rimonta dello Sporting Borgorico, che con il numero 9 Giovanni Polo si è contentato di una rimessa laterale già battuta dietro per Tommasi. Ceccarello a destra verso Gheorghita che va sul fondo verso il numero 9 Poli. Gheorghita per Tommasi che ha lo spazio per calciare ma trova soltanto l'esterno della rete. 28 secondi con la testa Ceccarello e poi Tommasi a prendere il pallone, a salvarlo, quasi anche a scivolare Gheorghita. Siamo dalla parte opposta del campo, Gheorghita con il 10 va avanti, va a calciare e una smanacciata, quasi un palleggio da pallavolo di Natale Bartolo, era una doppia probabilmente. Trovo intanto Nassim Ben spara fuori e allora aspettiamo soltanto il fischio, triplice fischio dal 5 a tutti Mario De Santis, perché la partita è finita. Abbiamo già superato anche il secondo minuto di recupero e arriva qui dall'ossigeno dei polmoni di Valerio Nori il triplice fischio che dà il là alla festa del Martellago, che conquista la Coppa Veneto di Serie D della delegazione di Venezia. Dunque dopo il promo sarà il Martellago a raggiungere anche la Final Four di Coppa Veneto di Serie D, che si disputerà ovviamente sempre qui alla Belbote Arena. Squadra in mezzo al campo per il saluto di rito, poi si procederà subito con le premiazioni. A seguire invece toccherà poi a Mason Vicentino e Trissino giocarsi le proprie carte per questa finale. Se nella prima sfida del promo aveva sovvertito i pronostici, qui invece il Martellago ha confermato il suo predominio veneziano, primo posto in classifica con 45 punti e vittoria anche in questa Coppa. E tiriamo bene qua la maglietta, anche se no sembra che ci sia un pizzico di tettina di testoni. Intanto entrano anche i dirigenti dell'LND del Veneto con gli stendardi, una foto tuffo per i ragazzi del Martellago con l'o dei propri tifosi, vanno sotto la propria curva gli argentoneri del Martellago di mister De Santis, che tra pochi istanti andranno ad alzare la coppa. Stavo provando anche il microfono che ancora non funziona.
gli urli meritati, una vittoria comunque meritata, partita sempre in bilico, non un gran stradominio, però Martellago che ha saputo sfruttare ogni minima occasione, una tale Bartolo che ha sbarrato più volte la sua porta. Michele Di Gianbattista. Tutto pronto allora per la premiazione di questa seconda finale. In palio c'era la Coppa della Delegazione di Venezia, ovviamente l'applauso allo Sporting Borgorico, ma soprattutto al Martellago che ha conquistato il suo trofeo. Martellago che sarà nuovamente qui alla Belbotea Arena nella Final Four di Coppa DD. I primi però ad essere premiati saranno i due direttori di gara. Allora invito al centro del campo con un applauso i signori Valerio Nori e Francesco Nori della sezione di Vicenza. Un applauso per i due direttori di gara che hanno diretto questa finale delle Coppa Veneto di serie di delegazione di Venezia. Al centro del campo il presidente delle LND del Veneto Beppi Ruzza, il responsabile del calcio 5 Veneto Michele Di Gianbattista. Ancora un applauso dunque ai direttori di gara della sezione di Vicenza. Foto di rito con Valerio Nori e Francesco Nori che hanno fischiato in questa finale tra Martellago e Sporting Borgorico, che aveva messo in palio la Coppa di Serie D della Delegazione di Venezia. Complimenti ai due Nori vicentini. Dopo i direttori di gara l'applauso invece va alla formazione che ha conquistato il secondo posto, onore allo Sporting Borgorico. L'applauso ai ragazzi del tecnico giocatore e capitano Francesco Ceccarello. Vengono premiati Mandu, Tognolo, Varotto, Turi, appunto il capitano Ceccarello, Tommasi, Cesarotto, Polo, Gheorghita, Savio, Pengo e Trovo. Uno Sporting Borgorico che comunque ha tenuto testa fino alla fine, alla formazione del Martellago. Fate ancora sentire un grosso applauso ai ragazzi Granata del tecnico giocatore capitano Ceccarello. Che erano arrivati qui a questa finale dopo aver battuto per 9-3 nella semifinalina veneziana il Patavinae Irundines. Uno Sporting Borgorico che tornerà a tuffarsi in campionato con il terzo posto da difendere, perché non da migliorare il terzo posto attuale. Ancora un applauso per lo Sporting Borgorico che riceve la targa del secondo posto. Si erano dimenticato, bravo Svaldo che si ricorda, squadra allora al completo, qui tutti quanti attorno al capitano Ceccarello. Non fate i timidi, tanto non c'è nessuna ragazza qua che vi guarda. Foto con la targa per il secondo posto. Ancora un forte applauso per lo Sporting Borgorico. In bocca al lupo ragazzi per il campionato. Adesso invece è il momento di andare ad accogliere con un grande applauso la squadra che andrà ad alzare la Coppa di Serie D della Delegazione di Venezia. Che difficile sta parola. Un grande applauso per il Martellago, allenato dal tecnico Mario De Santis. Andranno ad alzare la Coppa con il numero 2 Barbieri, con il 3 Furlanetto, con il 5 Gioia, con il 7 Favaro, con l'8 il capitano Nicola Bartolo, con il 9 Marinello, con il 10 Salviato, con l'11 Cavaglia, con il 12 Natale Bartolo, con il 21 Brugnolo, con il 27 Ferro, con il 28 Nascimben. Complimenti al Martellago che ha vinto la finale per 3-0. Ogni tanto anche il microfono si stanca della mia voce. 3-0 appunto la vittoria con le reti di Nascimben, Salviato e Capitan Bartolo. Ricevono le medaglie, la riceve anche il tecnico Mario De Santis. Un Martellago primo in classifica nel girone veneziano che conferma il suo predominio. E adesso tutti in mezzo, laddove c'è il simbolone del team Giorgione, a fare festa per la consegna della Coppa di Serie D
veneziana con Michele Giambattista che dà le indicazioni su come portare la coppa. Andate tutti quanti via al centro del campo, fate sentire no! Alza al cielo la coppa, capitano, la vittoria della Coppa Veneziana del Martellago! E questo era il Martellago che ha alzato la coppa al cielo. Ha mancato anche il Nino di De Cebio, ma chi se ne frega. Winners, the winners, Coppa Veneziana di fase provinciale, Giro di Venezia, Martellago 3, Borgorico, Sporting Borgorico 0. Si conclude dunque con la seconda finale, tra un'oretta proprio più alle 19 e mancano i piccoli collar, ma porca palettona, ci sarà Futsal Mason Vicentino, Futsal Trissino. Stefano Testoni con immagini di Futsal Veneto TV a Roplioz vi dà appuntamento alle 19, sempre qui live dalla tribuna della Belbote Arena per la terza sfida di giornata. A dopo, un bacio alle ragazze.